Rieccoci, primo si Interpares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretto sulla pagina Facebook. Ormai ripeto sempre le stesse cose per chi mi segue in questa trasmissione, ci autopubblicizziamo e ospite Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo, e l'assessore Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico. Abbiamo parlato in gran prima parte, ormai è passata quasi un'ora, della Lega. Staremo a vedere se la Lega cercherà di ritornare ai fausti successi che ha avuto fino a un paio d'anni fa e di risolvere questo problema. Abbiamo tutto per farlo, ci manca niente. Ma litigate troppo all'interno, quando si litiga troppo all'interno arrivano i tosi di magari arrivano i tosi di tutto. Magari non si litiga anche all'interno. Anche guardi, Darè, che era un personaggio molto illustre all'interno della Lega, è stato messo anche lui in disparte, si è tolto, quindi noi continuiamo così. La vedo dura che ci sia un ritorno. Se continuiamo così non andremo al 3%. Se c'è un po' di umiltà e un po' di voglia, un po' di amore per il nostro Veneto, un po' di amore per la nostra terra e per la Lega, le possibilità per ritornare agli antichi fasti tutte. Perfetto. Cambiamo pagina, ci sono i rincari, luce alle stelle, è aumentato tutto. Andiamo a vedere questo servizio sul prezzo della luce, gli aumenti e tant'altro, poi ne discuteremo con Roberto Marcato. Continua a salire il prezzo dell'energia elettrica e per le famiglie si preannuncia una stagione invernale ancora una volta all'insegna dei rincari. Il prezzo di riferimento per l'energia elettrica ammonterà a 66 centesimi al kilowattora, con una crescita del 60% rispetto al trimestre precedente e addirittura del 120% nell'ultimo anno. E pensare che sarebbe potuto andare molto peggio. Il rischio era quello di un raddoppio della tariffa, scongiurato però dall'intervento dell'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con un intervento ritenuto necessario, e questo per effetto di prezzi del gas che hanno raggiunto livelli mai visti prima. Ma quali saranno per le famiglie le conseguenze di questi rincari in tripla cifra? Secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori, ora una famiglia tipo in un anno spenderà circa 1.322 euro, quando nel 2021 la spesa stimata era di circa 632 euro. Già il governo comunque era intervenuto in aiuto di famiglie e imprese per mitigare i costi ormai folli. Il decreto aiuti bis aveva azzerato gli oneri di sistema in bolletta, alleggerendo almeno in parte la cifra da pagare, e sono confermati anche gli interventi a favore delle famiglie a basso reddito. Si tratta di un bonus che viene erogato direttamente in bolletta, indirizzato a chi ha un ISEE fino a 12.000 euro o fino a 20.000 euro nel caso di famiglie numerose. C'è comunque una novità importante sul fronte dell'energia, perché l'aggiornamento trimestrale delle tariffe per la prima volta riguarda solo l'elettricità. Infatti il prezzo del gas per i clienti del sistema tutelato verrà aggiornato mensilmente in base ai prezzi del mercato all'ingrosso italiano, e per il gas anche la bolletta, se previsto dal gestore, arriverà ogni mese, questo almeno fino al gennaio 2023, data nella quale è prevista la fine del mercato tutelato, anche se l'ARERA ha chiesto a governo e Parlamento di rinviare la scadenza viste le difficoltà del momento, e questo perché i prezzi del mercato tutelato sono in media più bassi di quelli del mercato libero. Nel nostro paese circa 4 famiglie su 10 aderiscono al mercato tutelato, ecco perché un rinvio andrebbe a incidere su una fetta molto importante di persone. In ogni caso, per il nuovo governo i primi mesi saranno decisivi vista la scadenza di altre misure introdotte dall'esecutivo in uscita, il taglio delle accise sui carburanti, previsto per il 31 ottobre, e gli aiuti alle imprese il 30 novembre. Io non capisco, già proprio qui in Italia dicono arriva la bolletta, invece di farla pagare ogni 2 mesi la facciamo pagare mese per mese. Cosa cambia? Non ho ancora capito, perché non cambia nulla. Mi sembra abbastanza una presa di posizione che questa, non voglio commentarla. Invece faccio un discorso proprio da questo mercato, un discorso lo prenda come da bar, perché è da bar, però lo prenda come vuole prenderlo. Allora, oggi la tecnologia porta a far sì che sia per quanto riguarda la corrente, sia per quanto riguarda il gas, non serve più che lo metto a casa a guardare il contatore, perché è tutto centralizzato, quindi loro premono un bottone, te la staccano, premono un bottone e te la riaccendono, mentre una volta dovevano entrare in casa tua, suonarti il campanello e fare questo.
Anticipo questo ragionamento per dirle quanto le sto dicendo, che gioco di parole. Lei domani va nel ristorante dove di solito paga 30 euro il pranzo e il proprietario tramite il cameriere le porta il conto e si trova il conto 120 euro. Lei dice no, non glielo pago e chiama la Guardia di Finanza, non i carabinieri, la Guardia di Finanza perché è già più suggestivo nel chiamare la Guardia di Finanza. E la Guardia di Finanza dà ragione a lei perché se nei prezzari nel tanto c'era questo, dico questo aumento è esagerato, è un furto, non è corretto e quindi lei paga o quantomeno non stia a pagare, andremo in tribunale e cercheremo di capire il perché. Noi qui ci aumentano il gas, la corrente a tradimento e io devo pagarla perché sennò loro me la staccano premendo il pulsante. Detto che è un ragionamento da bar semplicistico, lo trova leale una cosa del genere? No, io lo trovo preoccupante perché proprio perché non c'è più quel tessuto di relazioni che c'era una volta. Cioè di fronte al fatto che una famiglia non pagava la luce, arrivava quello dell'Enel, no? Insomma, te che dicevi, ascolta perché adesso qua è un primo avvertimento, però mi raccomando signora, arrivava il secondo avvertimento con i puttei piccoli, c'era tutta una serie, poi insomma, mi ricordo anche gli sfratti, le case pignorate, c'era la figura dell'ufficiale giudiziario. Oggi premono il bottone. Adesso premono il bottone. Nel dire premono il bottone non ho fatto tutto il passaggio che ha fatto lei. Prima, come nelle banche, c'era un rapporto umano perché tu andavi all'Enel, andavi a gas. E io sono molto preoccupato di questo perché prima c'era quel rapporto umano che consentiva anche a chi andava sul posto di capire se davanti avevi un truffatore, un approfittatore o se avevi una famiglia che aveva perso il lavoro, i bambini piccoli, e c'erano stazioni che venivano poi gestite, veniva coinvolto il comune, l'ufficiale giudiziario coinvolgeva i parenti, insomma, c'erano tutte quelle stazioni molto umane. Ecco, adesso tutta quella umanità è stata sostituita da un computer e la mia paura è che di fronte al fatto che tu non paghi, clic, tu resti a freddo o non hai la luce. Questo è un dramma, cioè soprattutto in un momento come questo. È un dramma, e poi ne parliamo e cerchiamo di capire lo Stato, l'Europa, il PNRR, la Regione, i comuni, come aiuteranno queste persone, quasi tutte oramai, dalle imprese alle persone. Il problema è, cioè, nessuno interviene, cioè io dico mi fanno questo in maniera vigliacca, le faccio un esempio marcato, l'altro giorno il gasolio era a 1.600, la mattina dopo, sabato, domenica, mi alzo, guardo 1.850, 1.820 più o meno mi pare, così dalla sera alla mattina, ma cioè giocano, sanno perché il 70%... Allora che ci sia una speculazione, okay, è del tutto evidente. Ma lo fanno sulla... Il problema è che questi prezzi sono... Questi prezzi applicati sono illegali, illegittimi? No. Certo. Sono le manovre però alle spalle di questi prezzi che possono essere illegali, illegittimi. I grandi utili poi ti ritrovi, c'è la Leni, insomma i grandi utili ce le hanno, le speculazioni arrivano anche all'interno di chi partecipa al governo. Sì, poi molto banalmente, visto che lei dice discorsi a bar, ne faccio uno anch'io, che se invece di stare qua a fare grandi discorsi filosofici o ridurre tutta la politica degli anni 90 e primi 2000 fra chi era Berlusconi e chi non era Berlusconi e poi chi era la Lega e chi non era la Lega, la classe politica avesse fatto un piano industriale, avesse fatto un piano energetico, oggi noi ce ne fregheremo altamente. Questo non c'è, ma nel discorso da bar, che poi andremo ad analizzarlo seriamente. No, perché se fosse vero quello che dice lei, non ci sarebbero questi prezzi. Cioè, mi prendono alle spalle, cioè non mi danno il tempo di fare, come dire, io vengo lì, ti porto via i soldi da casa, capito? Certo. È questo che nessuno è intervenuto a far capire che non è, e le domando a lei, ma è tutto legale questo? Lei mi dice, guarda, è legale. E chi lo sa? E chi lo sa? Perché? E chi lo sa? Perché hanno studiato anche questo, che diventi legale. No, il prezzo che esce dal mercato, quello legale, poi è frutto di una speculazione. E lei mi insegna, mi vuol dire che la politica, se vuole, non interviene in questo? Ma scusi. No, perché... Ma se si sono riuniti l'altro ieri in Europa per decidere ancora una volta sul price cap, e hanno detto, aspetta un attimo, se rivedremo fra qualche giorno.
La politica che dice lei è questa, è l'Europa. Perché sul tema energetico deve essere affrontato dalla comunità europea. Cosa che ha fatto la comunità europea fino adesso? Questa è la politica a cui lei fa riferimento. Se questa vuoi essere l'assessore regionale o il comune o il sindaco, ma neanche il Presidente del Consiglio italiano, è l'Europa che deve immaginare una strategia. Sul Presidente del Consiglio ho qualche dubbio, perché intervenire in quell'Europa interviene anche il Presidente del Consiglio. No, delle due l'una. Abbiamo tutti quanti detto che Draghi è il miglior politico, tecnico, presidente dell'emisfero mondo? L'abbiamo detto? No, perché l'avete fatto fuori. No, l'abbiamo detto il mondo. Sì, ma l'ha fatto fuori. No, ma lasci perdere. No, importante. Cosa ha fatto per l'energia? Anche a lui? No, nulla, però l'ha fatto fuori. Perché l'ha fatto? Se no adesso in 3 mesi faceva tutto, vero? Non avrebbe fatto nulla. Niente, ora? Ma indipendentemente da chi a fare. No, ma indipendentemente da chi è il governo, da chi, la politica italiana doveva decidere e deve decidere che quello che stanno facendo i grandi, perché io non credo che sia esclusivamente colpa della guerra. Cosa vuol dire la politica italiana? La politica italiana è rappresentata nella sua massima espressione dal governo. Questa è la politica italiana. Dal governo? No, da Piero, Toni, Paolo. Dal governo. Dal governo. Perfetto. Al governo avevamo il più grande statista del mondo? Secondo tutti Secondo tutti. Avevamo lui? Certo. Cosa abbiamo fatto sui prezzi? Nulla. Basta. E quindi? Cioè, io le faccio la domanda, non lei a me. Io non ho risposte. Se non c'è riuscito Draghi, che è un semidio... Quindi il governo non ha responsabilità in questo, mi dice. No, secondo me i governi hanno molte responsabilità. È quello che sto dicendo io. Molte responsabilità. È quello che sto dicendo io. Quando sarò Presidente del Consiglio... No, è quello, lei sta dicendo quello, sta dicendo quello che dico io, cioè il governo ha delle responsabilità. Io fossi stato un Presidente del Consiglio negli anni 2000, primi anni 2000, avrei fatto il piano energetico. Vabbè, non c'è, quindi... non c'è. Lei l'avrebbe fatto, l'aveva fatto, Io da misero vicepresidente della provincia di Padova con delega all'energia ho fatto il piano energetico provinciale nel 2009, approvato dal Consiglio provinciale. Unico caso al mondo, poi non è stato fatto. Ma figuriamoci, perché non erano altri problemi a pensare. L'importante era farmi fuori amici politicamente. Al di là di questo ragionamento da bar, che l'ho trovato un tradimento da chi... Sì, ma adesso che siamo in tempo, adesso si dice, cioè i rigassificatori, cioè che voi 3-4 anni per farli. Aspettiamo ancora ora. Vabbè. Così fra 5 anni diciamo, certo che vuoi 3-4 anni, e centrali nucleari, ma che vuoi 10 anni? E se sono fatti 10 anni fa? Io dico, Marcato, che qui parlano tutti, e poi alla fine, per nulla, però poi alla fine... Sul nucleare andremo avanti a parlare nei prossimi 40 anni. Siamo un paese miracolato. Facciamo lo scostamento di bilancio. Sì, ma che gente che muore a fame. Lei lo sa. Che sei imprenditori che viene buttati fuori da casa, che sei imprenditori che si suicida, non dimentichiamolo mai. Non è che questo paese che noi ti vendiamo tarallucci e vino, è lo stesso paese dove nella crisi dei subprime del 2009, 2008, 2009, 2010 gli imprenditori qua in Veneto si uccidevano uno al giorno. Questo è un paese meraviglioso, manduini. Oltre che uccidersi, vengono uccisi, le faccio un esempio più banale, vengono le alluvioni, si devastano paesi, città, morti, perché anche lì molti morti, e poi ti accorgi che se noi facciamo i bacini di laminazione, facevamo l'idrovia, facevamo qualche sistema, molto probabilmente questo non sarebbe accaduto. Perché non si fa? Perché costa troppi soldi. Poi per risarcire, non è mica quello, è stato anche questo detto, le garantisco, quelli che abbiamo invitato, che abbiamo parlato, hanno detto che questo. Poi nel risarcire quelli che hanno subito questi danni, spendono di più. Guardi, io sono nelle istituzioni da anni. Il tema dei soldi è l'ultimo dei problemi, è il tema della capacità di decidere e il coraggio di assumersi la responsabilità di una decisione. Mi ascolto tutti, vado nel territorio, ascolto, dopodiché mi decido. Ma la gente mi insulta sui social, sì, però... ragazzi, a un certo punto devi decidere. Però il bacino di eliminazione... Se sei convinto che quella roba là faccia bene al tuo popolo, tu ti assumi la responsabilità di una decisione. Se invece sei un po' e ora
vivacchi. Sì, succede come la tangenziale, chiamiamola così, Padova-Castelfranco, che l'ha fatta 2 corsie, ci sono morti che non le dicono, c'è un guardarai, non hanno fatta 4 corsie, l'hanno fatta 2 corsie per risparmiare, capito? Dovevano fare subito 4 corsie e ora non si farà mai più. Ma guarda che ricordo che sta a 20 anni bloccata all'altezza cos'era, Borgorico? Sì. Era bloccata? Mi ricordo, negli anni 80, quando andavamo a Padova, fino un tocchetto, tu arrivavi e era cambi a terra. Ma chi deve decidere lì per farla a 4 corsie? Chi deve decidere? La politica, a 2 corsie parte per parte. La politica. Regionale, nazionale. È regionale, questa è una strada. Che è provinciale, regionale, tutti mi dicono fai delle trasmissioni. I finanziamenti erano ovviamente quasi tutti nazionali. Tutti nazionali, però è ancora lì, 2 corsie. Stava fermo non si sa quanto tempo, esatto, Paolo ricorso senza guardarai in mezzo, pericolosissima, con un traffico che lei enorme. Fa enorme, e nessuno dice, beh, spendiamo 2 lire, 2 euro lì. Le dirò una cosa e concludo, se lei dice, Marcato dice e mantiene, e lei dice oggi, io farò 4 corsie, 2 per parte, con il guardarai, lei... Posso dare una notizia? Lei sempre nel 2009, oltre ad essere vicepresidente con delega all'energia, avevo anche la viabilità in provincia, che aveva il 75% del bilancio. Beh, no, quell'anno lì ho fatto il piano provinciale della viabilità e nel mio piano provinciale ho fatto tutti gli studi di traffico, i flussi di traffico, ho previsto il raddoppio della 308. Si chiama 308? Sì. E com'è dal 2022? È raddoppiata? No, 404. Allora neanche lei quello che dice può mantenere, vede? No, ma io non avevo mica la competenza per farlo. Ma io il piano l'ho fatto dicendo che studiando i flussi di traffico era necessario raddoppiarla. E io ho messo in moto le cose per farlo. Nel 2009 e nel 2022 nessuno se n'è accorto. E la strada a 2 corsie, passano camion che non le dico, lei conoscerà benissimo perché la farà tutti i giorni. Scusa, ma i parlamentari che sei a Roma, cosa fai là? Non so I parlamentari veneti di tutti i partiti che sei a Roma, la fai ogni tanto la strada? La fanno sicuro? E ora qui ce l'ha. Invece di fare tanti discorsi, non ti vuoi darmi l'autonomia, benissimo, e ora quando che ora andare in commissione, siccome quando che ora i parlamentari del sud, da destra e da sinistra se ne frega i porta a casa, poni la questione che tu ti dici, ragazzi, ho avuto che passiamo sto provvedimento qua, sì, e te metti i 2 miliardi per fare, 2 miliardi, uno, non so perché non è il mio campo, per fare la doppia 308, no, e te votiamo contro. Vabbè, sta di fatto che non bisogna tirare fuori. No, lei può tirare fuori che lei, ma non riuscirà nemmeno lei. Anche se so che dove che sono da e robe che ho detto di fare, le ho fatte. Ovviamente Marcato la sto provocando, capito, vabbè. Guarda, per me parla la storia. Vabbè, quello che ho detto ha mantenuto. E cosa farà per questa crisi energetica, per le imprese del Veneto? Il piano energetico. Che io non ho fatto uno. Ma il tempo di far questo potrebbe far sì che entro marzo, perché il periodo difficile sarà da oggi fino a marzo, molte aziende chiuderanno. Allora, sul tema degli aiuti diretti, solo lo Stato o con uno scostamento di bilancio o con risparmi che ritrova all'interno dei bilanci può intervenire. Deve fare solo scostamento di bilancio. Io non lo so, non ho il bilancio dello Stato, non ho letto il bilancio dello Stato, non lo conosco così bene da poter dire facciamo questo, facciamo l'altro. Certo è che per le aziende energivore e per le famiglie che non riescono a sopravvivere, a questi qua non si può, bisogna trovare le risorse e darle. E non è vero che non ci sono. Noi buttiamo via decine di miliardi in puttanate in questo paese, in puttanate. Quindi i soldi ci sono, ma hanno sprecati. Quindi che c'è un recupero fiscale da fare enorme, di evasione enorme, ma non in Veneto, che è la regione che evade di meno in Italia, è una delle regioni che evade di meno in Europa. Bisogna andare in quelle zone dove che ne sia cosa che sia un scontrino, ok? Bisogna andare là. Porta a casa skate. Quindi non è vero che non ci sono risorse, ci sono, basta decidere. Questo bisogna fare. Dopodiché questo paese deve finalmente diventare adulto, fare un piano industriale, fare un piano energetico. Vero? Attenzione, no, iniziamo la discussione sul nucleare. Tutti d'accordo,
Poi la politica crolla nel momento preciso in cui ti dici, ok, dove? L'altra sparisce tutti. Lei chiama qua una sera i partiti a parlare di nucleare, in via insento. Fine puntata che dice, bene, non ci alziamo da qua finché non ci dite in Veneto dove GMT. Fuga, se girano non si nessuno. Questo non sa parlare di energia. Oh, sono d'accordo. Allora, pure te dici, no al nucleare, via, bene, dimmi qual è l'alternativa. Va bene, in virtù di questo, per aiutarli oggi, domani, mi sembra di tornare nel periodo del Covid, bisogna aiutare i commercianti e le aziende in questo periodo, perché oggi bisogna davvero, le famiglie, tutti dicono in pro. Io appena Bruxelles mi firma, mi do 1 miliardo da spendere per le aziende. Appena che mi firma, sono da su a Bruxelles a trattare perché aveva dei dubbi, ho perso una giornata, ho già parlare, sono andato a Bruxelles, ho incontrato la commissione che ho spiegato cosa che siamo, e ho spiegato che non siamo rimbambiti e ho detto se firmai sto ok, mi fa i bandi. E il miliardo va a queste aziende? Imprese, tutte aziende. Tramite le banche o direttamente a loro? No, questi sono i fondi, i bandi che facciamo Perché noi. Si ricorda quando era stato dato finanziamento doveva passare attraverso le banche prima di dare ovviamente... Una cosa se finanziamento, una cosa se fondo perduto. No, fondo perduto anche quello. Fondo perduto se fondo perduto. Punto. Quindi va direttamente alle aziende. Sì. Ma io non intervengo però sul caro della bolletta. No, parlo di aziende. Io faccio interventi diretti alle aziende per aiutare l'azienda nella sua attività. Sul tema della bolletta, quello lo deve fare lo Stato. Ecco, in questo miliardo arriverà sicuramente questo miliardo. Insomma, fa tutto. E solo a firmare, si dà una mossa, basta che lo firma e mi parto con i bandi. E chiama poco firmare la cosa più importante. Perché dà la stessa risposta. Quando sarò al posto della von der Leyen, io risponderò. Ma secondo me il sentore che firmeranno? Sì. Sì, perché ci hanno detto di correggere due cose, abbiamo corrette, basta. Come verranno distribuiti? In che tempo? Ma questo miliardo fa parte del PNRR? No. Questi sono i fondi europei. Fondi europei. E come verranno distribuiti in virtù di, visto che farà dei bandi, quali saranno i punti chiavi di questi guardi, bandi? io ho un mio metodo. Io ho il tavolo delle categorie economiche e sindacati. Mi diciamo, e che dico, categoria per categoria, T, commercianti. Quasi adesso il problema più grande che avevi, questo. T, artigiani, questo. Te, industriale, questo. T, agenti di commercio, questo. Boh, sei questi? Perfetto. C'è anche lo sport all'interno, intendo. No, quello è un altro assessorato. Intendo le piscine, le palestre, intendo questo. Chi ha delle aziende. No, quello è un altro assessorato. E chi ha delle aziende che Ma ha è un altro delle assessorato perché sport e spettacolo ce l'ha il collega Corazzari. Io ho gli artigiani, i commercianti, l'impresa classica, insomma. Perfetto. Io chiedo a loro, mi domando a loro, mi non mi interessa. Ecco, lei ora e allora mi sono molto veloce a fare roba. In virtù di questo, lei ha il polso della situazione in Veneto, e com'è ad oggi? Allora, se noi facessimo una fotografia, oggi è una fotografia buona, perché il Veneto ha la crescita di PIL da gennaio ad oggi, certificata, più alta d'Italia. Col tasso di occupazione, assieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna, i 3 più alti che abbiamo in Italia. Quindi, se dovessi fare una fotografia, oggi è questa. Il tema è quanto possiamo resistere noi a questi costi di materie prime e di energia, 1. E 2, riusciamo finalmente a trovare la manodopera qualificata che ci interessa? Perché il tema delle materie prime e il tema dell'energia è un tema contingente, cioè legato all'emergenza. Però io sono convinto che questo qua si supererà, non è che questi prezzi rimarranno per sempre. Mentre il tema grosso di cui si parla pochissimo sono i dipendenti, la forza lavoro. Lì c'è un problema. Le aziende non riescono a trovare la forza lavoro che interessa loro. Quello è il grande tema su cui il sistema, comuni, province, regioni, governo, dovrà impegnarsi nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Questo è il vero problema. Ecco, lì l'energia prima o dopo passa questo problema. Su questo sono d'accordo, Marcato, ma per far sì che i giovani, non è che sta cambiando un po' la mentalità che dei giovani non vogliono più fare, non che non vogliono lavorare, non vogliono più lavorare però il sabato o la domenica, non vogliono fare più certi tipi di orari, prediligono ovviamente i giorni della settimana per poi essere liberi di divertirsi. Sta cambiando un po' la mentalità nei ragazzi? Sì, io sono convinto di sì, e se fosse che io e lei abbiamo ragione,
che cosa facciamo? Abbiamo due scelte: o cambiamo i giovani a sberle, o cambiamo il sistema produttivo. Io credo che cambiare i giovani e il mondo non sia cosa di 3-4 giorni, no? Perché il mondo va. E allora cambiamo il sistema produttivo. Cioè, se un giovane oggi preferisce andare sabato sera al cinema o a teatro e a domenica pomeriggio farsi una passeggiata amorosa o leggere un libro. Ma il ristorante lavora il sabato e la domenica, allora, voglio dire, no? Togliamo via quei settori che per forza di cose... I centri commerciali, che mi sembra ci sono varie proteste, sono comunque aperti. Beh, i centri commerciali, guardate, io non entro più perché io ho fatto una guerra e me gassa da solo tutti, no, per cui ma che si arrangino. Ma ci sono persone che lavorano, voglio dire. Esatto, l'ho fatta per loro, tutti i partiti che ho incontrato mi hanno detto: hai perfettamente ragione, portiamo la legge per impedire l'apertura dei supermercati il sabato e la domenica, la portiamo in commissione. L'hanno fatto 7 anni fa ed è ancora in commissione. Sabato li faccia lavorare, la domenica? Sabato mattina, basta. Sabato pomeriggio, supermercati sabato pomeriggio. Guarda che in Austria tu sarai. Insomma, no, se tu sarai, in Germania lo stesso, muori a fame. Non pare che sia tutti quanti imbacchetai i tedeschi o gli austriaci. Però non è passata questa sua richiesta. Ma se là in commissione, tutti mi hanno ragione. Perché lei mi dice, non te fai battaglia. No, perché però nei ristoranti, nei bar, i giovani... No, allora, togliamo via ristoranti e bar, oppure i stagionali, non so che a Ferragosto, a Jesolo, puoi dire no, io non lavoro. Ragazzi, Ferragosto e Jesolo per forza che lavoro. Ma tolto via quelli... fatica a trovare anche quelli. Sì, ma anche là bisogna immaginare un altro tipo di approccio. E cosa fa? Bisogna aumentare la stagionalità, allungarla, perché è chiaro che tu ragazzo che vuoi farsi una famiglia, vuoi farsi un mutuo, a te che dici, mi te posso garantire 4 mesi all'anno e dopo si vedrà. Cioè uno cosa fa? Magari ti a pagarsi vitto e alloggio, oppure ti dai un tugurio. L'estate dura 4 mesi. Ma vuoi testa, che vuoi fantasia? Ci sono alberghi che si sono messi a fare anche la spa e questi qua chiudono a novembre. Sul mare. Sì. Aprono a febbraio, chiudono a novembre. Io invece so... Che vuoi testa? Invece che sei qui che dire, quando sei che tacca il sole? A giugno, giugno, luglio, agosto, per secondo. Io sono finiti i tempi. Sono contento del suo entusiasmo, però vedo molti alberghi che chiudono. Era Sara. Che chiudono. O capisci? Se noi abbiamo le terme... Mi scusi, le faccio un esempio che guardi, mi manda fuori di testa. Sabato mattina sono andai in un comune qui di Padova, perché abbiamo iniziato l'iter per il riconoscimento UNESCO dei Colli Ugani. Ok? È l'opportunità più importante che ha quel territorio. Erano 4 gatti. 4 gatti. E ora sta dove vede sì. Vabbè, vuoi fare l'albergo che oggi, pensi che nel 2022 tu puoi sopravvivere con un albergo aperto 3 mesi all'anno? E pensi di trovare personale garantendo 3 mesi all'anno? Sei fuori mercato. Ragazzi, è inutile. Se il mondo cambia o tu ti adegui, i ragazzi non vuoi più lavorare sabato e domenica, e allora bisogna cambiare i cicli produttivi, a parte l'alberghiero e il ristorativo, perché il ristorante è un'altra cosa. Statale, l'ospedaliero... a parte qui che non possiamo fare le cose, i turni, in ospedale ti fai. Lasciamo perdere dove è obbligatorio. Lasciamo perdere qui. Ma i cicli produttivi normali, dove si fa H24, 7 giorni su 7, non sono più ragazzi, fa 5 giorni su 7. Si a cambiare, ti fa presto il mercato. Tutto si fa presto il mercato. Bisogna fare. Prima parlavamo che in tutto questo c'è una speculazione davvero incredibile della finanza. Allora, però ci sono anche dove i prezzi sono aumentati che non ha un senso questa speculazione. Iniziando dai macellai, vi riesco a vedere questo servizio e poi ne parlo con lei. Riempire il carrello della spesa è sempre più caro. I rincari interessano ogni genere alimentare, pasta, pane, latte e anche carne, senza tralasciare i prodotti derivati. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i costi della carne sono mediamente aumentati rispetto all'anno passato del 7%, con picchi che raggiungono anche il 9%. Rincari motivati dal caro energia e dal forte rialzo dei costi dei mangimi. Se dovessimo applicare gli aumenti che ci sono stati, dovremmo veramente chiamarci delle gioiellerie. Purtroppo li abbiamo assorbiti
fino adesso e adesso non ce la facciamo più, dobbiamo gioco forza cominciare a ricarare i prezzi. Abbiamo già cominciato e credo che non si fermerà qui, perché purtroppo non è alzare il prezzo per guadagnare, no, è per rimetterci di meno, perché se vogliamo essere onesti, con quello che è aumentata la materia prima e l'aumento delle spese che dobbiamo sostenere, per quanto si aumenti non si riesce mai a fare un pari. Purtroppo questa è una situazione che andrà sempre a peggiorare. Una situazione allarmante che si ripercuote nel consumo di carne da parte delle famiglie, i cui acquisti rispetto allo scorso anno registrano complessivamente un meno 16,8%. Non ci sono lamentele, dico la verità, però vedi che la gente quello che prima prendeva 10 adesso prende 8, perché quello è il budget che ha in tasca purtroppo. Preoccupa anche il fatto che aumenti di tale entità possano spingere al ribasso della qualità del prodotto. I piccoli allevamenti infatti sono fortemente penalizzati e sempre più vicini al rischio di cessazione della propria attività. Gli unici che riescono a sostenere costi così elevati sono gli allevamenti intensivi, quelli in cui spesso le condizioni degli animali passano in secondo piano, così come la qualità dei mangimi utilizzati. L'unica via di scampo potrebbe essere abbassare la qualità per avere un prezzo concorrenziale, ma credo che sia il più grande sbaglio che noi, specialmente qui del Sottosalone, potremo fare, perché siamo una realtà che ha tutte le eccellenze e abbassare la qualità non è certamente il nostro caso. Era passato un cane sotto il salone che ha abbaiato. Lì ovviamente anche loro hanno gli aumenti per via di quello che ha detto il macellaio, però anche lì qualcuno ne ha approfittato di questa situazione, l'ha portata a un'esasperazione davvero incredibile, tant'è che oggi fa fatica. Abbiamo trattato la macelleria, ma indicasi anche nella frutta, nella verdura e tant'altro gli aumenti, perché è aumentato un po' tutto. E quindi... Sì, allora immaginare che in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo non ci siano speculazioni, non ci siano furberie, è una pia illusione. Ci sono sempre state e ci saranno. È che ci sono degli organi preposti, ci sono gli organi quelli che controllano i prezzi, la sostenibilità di un prezzo. Ci sono questi organi, cioè questi cosa fai? Ci sono le sezioni di categoria, c'è la Banca d'Italia, c'è la Consob che guarda i prezzi in borsa, cioè tutto la luce e il gas che sia un muccio dei controlli, come diceva qualcuno, però chi è che controlla i controllori? Quindi bisogna sempre controllarsi, però il problema è che bisogna risolvere questo problema in tempi brevi. Nell'immediato non c'è nessun'altra soluzione se non iniettare liquidità, cioè a un capofamiglia che prende 1.400 euro al mese, con la moglie che lavora part-time a 650 euro al mese, 2 figli a mandare a scuola, che arriva una bolletta del gas quadruplicata, una bolletta dell'energia quintuplicata, e che ha l'affitto a pagare, i figli a mandare a scuola, cioè questo costa avuto che risparmia, che cioè, invece di mangiare un grissino non mangia niente. In queste situazioni non c'è nessun'altra via d'uscita se non intervenire direttamente, cioè bisogna pagargli a bolletta a quella famiglia, bisogna pagargli l'affitto, cioè non c'è niente da fare. Un paese civile fa questo, fa delle scelte, magari togliendo qualche spreco, che sia dei sprechi enormi che si può cavar via, te che paghi a bolletta questi va. O aspettiamo, come sempre, che le piazze si riempiano di gente con la bava alla bocca e ora poi diventa un problema di tenuta sociale e di sicurezza? Il governo sa quando succederà questo, non si preoccupi. Il governo sa tutto. Sa che oggi il 70% degli italiani paga e sta zitto. Nel momento in cui saprà... Ma guarda che basta che sia un 30% che non si ma il 30% ancora è sopportabile. È sopportabile mercato. Me ne basta uno che si lamenta. Lei sì, però al governo se si lamenta il 30% è ancora controllabile. Io spero tanto per il bene di tutti che non si arrivino a tensioni sociali irreversibili. Ma lei mai pensato in questo momento che stiamo vivendo noi, che sta vivendo lei, che è più giovane di me, ci fossero tutte queste problematiche? Abbiamo iniziato col Covid, poi l'energia che sta facendo qualcosa di straordinario, le guerre che erano 100 anni che in Europa non accadevano, più o meno. Obiettivamente una concentrazione di drammaticità come questa in così breve tempo
Nessuno mai avrebbe pensato. Ma che ne dopo veniamo la storia sia fuori, il piena di mercato tutto. ne verremo fuori? Ma secondo certo, il lei? sole sorge sempre. Dipende con che scotto. Come ne che... verremo fuori? Ma uscirne ne usciremo sicuramente. Sicuramente ne usciamo. A meno che Dipende che non si prezzo- parta con la guerra no, nucleare, a quel punto là erano così più Vabbè, problemi, ma quello non né di succederà. arrivare a fine mese né niente, Ma perché quello tanto non succederà. saremo più neanche. Dipende a che prezzo ovviamente dobbiamo ricrescere, perché se abbiamo Purtroppo un prezzo... qualcuno ci rimetterà tanto, quello sì. Ed è per questo che un paese civile si deve preoccupare prima di tutto dei più deboli, dei più fragili. E dopo tutto il resto. Ma dei più deboli bisogna preoccuparsi. Tutti lo dicono, poi nessuno lo fa, o pochi lo fanno. Lo so. Va bene, siamo in conclusione. Grazie Roberto Marcato, è stato Grazie con a noi, lei. è sempre un piacere Buonanotte. averlo. Ha molte problematiche la Regione in questo periodo. Lo sai che ho pensato che il PD è quello che ha vinto le elezioni? Sì? Sì, l'ho pensato perché ho detto, ho fatto un ragionamento mio anche qui da bar, lo prende anche così, perché ho detto, ma perché il PD ha perso? Perché non ha giocato. Se io volevo giocare mi metto assieme al 5 Stelle, mi metto insieme a Calenda e Renzi e cerco di battagliare per vincere. Invece mi sono detto, ma in questo momento difficile, la guerra, il Covid, gli aumenti, l'energia, abbiamo qualche problema interno, ma che se la arrangiano loro. Sì, Ho infatti, fatto questo ragionamento Letta ha trovato un modo saggio per togliersi... mica male come ragionamento. No, lui ha fatto bene. Non Penso mica che non male. sia più. Cioè, lo prenda come un ragionamento da bar. Grazie Roberto Marcato, Grazie a lei. invece io do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares, buonanotte.